17enne tedesca violentata in spiaggia a Bibbione da un connazionale identificato dai carabinieri. Il grido del sindaco: troppi pochi gli uomini delle forze dell'ordine per garantire i controlli. Femminicidio di Lonigo, il camionista 41enne che ieri ha ucciso la moglie voleva scappare portando via la figlia piccola, ma la nonna non ha aperto. Poco dopo l'uomo ha ripreso la fuga prima di spararsi. Comizio di Forza Nuova a Padova, i centri sociali manifestano, tensioni e scontri con la polizia davanti alla sede della prefettura. 11ª vittima del virus West Nile, un'anziana già malata di San Donà di Piave. Dal Veneto orientale la rassicurazione: situazione sotto controllo, ma i privati devono fare la loro parte con la disinfestazione. Completato e spedito al Ministero il report su strade e opere che necessitano di manutenzione in Veneto, segnalazioni da 124 comuni, costi da 140 milioni di euro. Stamane a Padova il commosso addio al maestro Claudio Scimone, oltre 1000 persone al funerale, ad accompagnare la cerimonia anche i suoi solisti veneti. Notte di ignoti rubano il tricolore dal pennone della piazza di Rossano Veneto e la sostituiscono con la bandiera del Veneto. La rabbia del sindaco, ma la gente si divide. Nuovo progetto di integrazione a Jesolo, all'interno dell'ospedale inaugurato il primo bar con dipendenti disabili. Buonasera e ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Lo avete dunque sentito dai titoli. In primo piano la cronaca: una minore tedesca è stata violentata in spiaggia a Bibbione da un connazionale. Il gravissimo episodio è accaduto la notte tra mercoledì e giovedì scorsi nella zona di Piazzale Zenit. Sentiamo. Un altro stupro, l'ennesimo in questo scorcio di fine estate, maledetto per le violenze sulle donne. Questa volta la vittima è una turista tedesca di 17 anni e il sospettato numero 1 è un connazionale rintracciato a poche ore dalla denuncia presentata dalla giovane ai carabinieri. Lui ha poco più di 20 anni e un rapporto di quanto accaduto è già sul tavolo del magistrato della Procura di Pordenone, che procede per il reato di violenza sessuale aggravata. I carabinieri l'hanno identificato in meno di 48 ore nella sua città di residenza in Germania, dove il giovane si sarebbe rifugiato dopo aver abusato della ragazzina. I fatti risalgono alla notte fra mercoledì e giovedì scorsi, quando, dopo una serata passata in discoteca, la giovane, in vacanza a Bibbione da pochi giorni con un'amica, è stata vista allontanarsi per appartarsi con un ragazzo appena conosciuto verso la spiaggia vicina a Piazzale Zenit. La ragazza aveva bevuto e non ricorda quasi nulla. Si è svegliata in spiaggia, svestita, con vari graffi sulle braccia, accusando dei dolori. All'ospedale di Portogruaro i medici hanno appurato che la minore è stata vittima di una violenza sessuale. Le indagini dei carabinieri si sono mosse dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte anche fra i coetanei. La ragazzina, dimessa dall'ospedale dove è stata assistita dal team che si occupa di violenze sessuali, è già tornata a Stoccarda assieme ai genitori che sono venuti in Italia a prenderla. Al momento nei confronti del presunto autore dello stupro non sarebbero stati emessi provvedimenti. E la notizia dello stupro sulla spiaggia di Bibbione arriva a nemmeno 2 settimane da quella della violenza sessuale su una 15enne a Jesolo. In carcere c'è un senegalese che continua a sostenere che quel rapporto fu consenziente. Da San Vito al Tagliamento intanto il sindaco condanna l'ennesimo episodio di violenza sulle donne. Sentiamolo. Un episodio deprecabile a dir poco. Questa assurda violenza fatta sulle donne, e in questo caso anche donne nemmeno dei 18 anni, è sempre veramente incredibile. È addolorato il sindaco di San Michele al Tagliamento. Lo stupro denunciato da una turista minorenne che aveva scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza al mare a Bibbione è un episodio gravissimo, e a San Michele al Tagliamento la memoria è andata alla tragedia di qualche anno fa che colpì profondamente l'intera comunità. Vi ricordate Silvia Gobbato, un avvocato di San Michele al Tagliamento, che ha perso la vita, semplicemente si trovava nel parco del Cormora a Udine a fare una piccola corsetta ed è stata uccisa da una persona lì del posto.
e quindi siamo sempre molto sensibili a questi fatti. Il primo cittadino di San Michele al Tagliamento non ha ancora incontrato i genitori della vittima dello stupro di 2 giorni fa, ma è in stretto contatto con le forze dell'ordine, alle quali Pasqualotto ha espresso sentimenti di gratitudine per l'attività svolta in meno di 48 ore per l'individuazione del presunto responsabile. Ma, eppure questo è drammatico, c'è un rovescio della medaglia che il sindaco denuncia con forza. Noi abbiamo questo mese di settembre con tante presenze a Bibione, con caserme svuotate perché indirizzati gli operatori in altre parti, in questo caso ad esempio al Lido di Venezia per la Mostra Internazionale del Cinema. Noi chiediamo tutti invece che una città che ospita ancora oltre 100.000 presenze anche durante settembre sia presidiata. E la richiesta accomuna tutti i sindaci del litorale veneto. Certo, dice Codognotto, pensare che saremmo potuti intervenire per impedire questa violenza forse non è realistico. Però avere più forze dell'ordine sicuramente attuiamo un'attività di prevenzione molto più capillare e molto più forte. Ancora cronaca, ma ci spostiamo nel Vicentino. Aveva forse progettato di portare moglie e figlia in Serbia il camionista che ieri mattina ha ucciso la moglie in zona industriale a Lonigo. Dopo aver fatto fuoco sulla donna, l'uomo ha tentato di rapire la figlioletta. Non ha più né la mamma, uccisa dal suo papà, né il padre che dopo aver sparato una serie di colpi di pistola sulla moglie a Lonigo ha rivolto l'arma contro se stesso e ad Arino, nell'area di servizio lungo la A4 Padova-Venezia, per morire poco dopo in ospedale. Ha solo 6 anni la bambina. Dopo aver ucciso la moglie alle 7:45 di venerdì sotto una pioggia battente, il camionista serbo, 41 anni, latitante, sfuggito all'arresto proprio per le continue violenze sulla donna, fugge e da Lonigo raggiunge Orgiano, dove la figlioletta della coppia è con la nonna. Prova a portare la bambina con sé, ma la nonna non apre e subito cerca invano di telefonare alla figlia. Non sa che non potrà più risponderle. Aveva paura del marito da cui si stava separando, racconta la donna ai carabinieri che arrivano poco dopo, un uomo violento e pericoloso a tal punto da essere arrestato che da luglio aveva fatto perdere le sue tracce. Adesso l'indagine cercherà di far luce su questo mese e mezzo e sul perché venerdì mattina si sia visto con la moglie, perché i due fossero insieme, dove fosse stato durante la latitanza l'uomo è da chiarire. Forse si era rifugiato in Serbia e lì voleva tornare con la moglie e la figlia, ma all'appuntamento con la compagna si è presentato con una pistola, mettendo fine alla vita della sua donna e poco dopo anche alla sua. Comizio di Forza Nuova a Padova, i centri sociali manifestano tensioni e scontri con la polizia davanti alla sede della prefettura. Non sono neanche le 10 del mattino e questo è lo scenario di Piazza Antenore, nel cuore di Padova, dove la tensione è scoppiata per un comizio indetto dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore contro la gestione dell'accoglienza profughi proprio davanti alla prefettura. Il comizio era previsto per le 11. Una trentina di dimostranti tra centri sociali e No Global ha però occupato la piazza poco dopo le 9 con cartelli e striscioni antifascisti per impedire lo svolgimento del comizio, manifestando davanti alla polizia che era stata schierata a presidio della zona. La richiesta delle forze dell'ordine di sgomberare la piazza non è stata accolta e ha fatto inevitabilmente crescere la tensione fino alle cariche decise dalla polizia che hanno disperso i manifestanti. Tra di loro gli scontri inevitabilmente duri hanno provocato anche dei feriti. Circa un'ora dopo gli scontri si è svolta la manifestazione di Forza Nuova tra i 20 e i 30 militanti sotto stretto controllo delle forze dell'ordine, mentre la controparte, secondo il gruppo Global Project, si era ricompattata in corteo sotto il comune di Padova. Un'altra vittima del virus West Nile, una donna di 82 anni residente nel Veneto orientale, ma gli esperti rassicurano la situazione è sotto controllo. Un'anziana di 82 anni di San Donà di Piave è morta dopo aver contratto il virus West Nile. La donna, affetta da altre patologie, era ricoverata da 20 giorni nel reparto di rianimazione. Ad oggi abbiamo avuto la segnalazione di 25 casi di malattia. Alcuni di questi hanno richiesto il ricovero
in ospedale, altri invece sono stati curati a domicilio. Quelli ricoverati in ospedale sono persone che avevano anche altre malattie associate. Lo stesso purtroppo è per la persona che è deceduta. Quindi la persona che è deceduta in ospedale ieri aveva anche altre malattie associate all'infezione da virus West Nile. Altre 2 persone sono state colpite nel Veneto orientale, una donna di 82 anni di Torre di Mosto e un turista di 74 che ha soggiornato a Jesolo, entrambi ricoverati in ospedale, non sono in gravi condizioni. In ogni caso la causa praticamente eventuale del decesso, che grazie a Dio non ce ne sono moltissimi, non è certo legata praticamente alla malattia virale, quanto chiaramente a uno scompenso di queste multiple morbidità. La situazione è sotto controllo perché tutte le forze in campo, a cominciare dai comuni che fanno l'attività di disinfestazione sul territorio pubblico, alla popolazione che è sensibilizzata a fare i trattamenti nei luoghi privati, alla protezione individuale che ormai ognuno cerca sempre più di adottare nei confronti della puntura della zanzara. A questo aggiungiamo anche l'attività che sta svolgendo l'azienda sanitaria locale attraverso gli operatori del Dipartimento di Prevenzione. Ognuno però deve fare la sua parte. È indubbiamente quella della West Nile un problema serio, dobbiamo affrontarlo come azienda sanitaria, la Regione sta facendo un piano di investimento molto importante, ma abbiamo bisogno dell'apporto dei comuni e soprattutto dei privati. È inutile fare solo la disinfestazione nelle aree pubbliche se poi nei nostri giardini o se nelle nostre terrazze di casa lasciamo i vasi pieni di fiori pieni d'acqua o non puliamo i nostri tombini. Incontro lunedì al Bo tra il Presidente della Regione Luca Zaia e il Ministro Erika Stefani per parlare di autonomia. Ecco perché questo incontro. Veneto Startup del progetto federale. Lunedì alle 17:30 in Aula Magna al Bo si ritroveranno faccia a faccia Luca Zaia e il Ministro Erika Stefani. Sarà un'occasione importante per parlare di autonomia e capire soprattutto in che modo porterà benefici a questo territorio. Che dà seguito a un primo incontro tra il governatore Zaia e il Ministro in allora Costa del febbraio 2017, in cui si era parlato per la prima volta di autonomia. Dopodiché c'è stato il referendum e dopo il referendum c'è stato l'accordo del febbraio del 2018 tra Stato e Regione Veneto e quindi è un modo per far partecipare i cittadini di quello che è, diciamo così, lo stato dell'arte del progetto di autonomia. L'avvocato Fabio Pinelli, presidente dell'associazione Padova Legge, è il promotore di questa iniziativa. C'è un contenitore culturale che ha lo scopo di aumentare il livello di conoscenze, perché con l'aumento del livello di conoscenze dei cittadini aumenta la partecipazione dei cittadini. Come dico sempre, i cittadini non hanno solo diritti ma hanno anche dei doveri. I doveri nascono si concretizzano nel fatto di essere partecipativi alla vita democratica e la partecipazione non si esaurisce con il voto. Essere a conoscenza dei temi che riguardano la vita di tutti contribuisce alla creazione di una cittadinanza responsabile. Nel 1946, ancor prima della firma sulla Costituzione, Ambrosini, nella relazione sulle autonomie regionali, prefigurava le regioni come fattore di democratizzazione e di efficienza dell'organizzazione statale. Dobbiamo dare atto che questo è un tema assolutamente sentito dai cittadini, che il referendum ha dato una risposta nel senso che i cittadini veneti sono sensibili molto, il 98% ha votato per il sì al tema dell'autonomia e anche, lo dico da giurista, che il dettato costituzionale prevede delle particolari forme di autonomia che nascano dall'accordo Stato-Regione. Quindi si tratta di comprendere i contenuti e il perimetro di questo accordo. Sono 124 i comuni che hanno segnalato alle province del Veneto le opere tra strade e ponti che necessitano di manutenzione. Padova e Vicenza in testa con 24 comuni, Treviso con 20, Venezia con 16, Belluno e Verona con 14, Rovigo 12. Gli importi richiesti sono di oltre 140 milioni di euro complessivi. Ultimata l'elaborazione nel dettaglio, ANCI Veneto ha trasmesso i dati al Ministero delle Infrastrutture e al
al provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. L'ANCI tiene a precisare in una nota che i dati raccolti non sono in grado di offrire un quadro esaustivo e preciso al millimetro. Per questo tipo di analisi servirebbe più tempo e delle linee guida precise e chiare. Col taglio del fondo periferie rischiano anche di perdersi 5 milioni destinati al restauro delle mura di Padova e del Piovo. Arriva un appello al governo. Sentiamo. Lunga diversi chilometri, la cinta muraria di Padova è il più grande monumento presente in città. Queste opere di fortificazione, edificate nel corso dei secoli, oggi portano inevitabilmente addosso i segni del tempo e necessitano di un intervento urgente che nei fatti è già partito con le gare d'appalto per il restauro, ma che ora è messo in pericolo dal taglio del fondo periferie. Il bando periferie finanziava con 5 milioni e mezzo la ristrutturazione di 4 chilometri su 5 del perimetro delle mura di Padova, quindi si capisce bene che questo intervento dava una forte spinta a questi luoghi. Se martedì la discussione imbarca male, visto che siamo in acqua, per Padova vuol dire rinunciare a questo intervento che poteva dare spazio a tante opportunità. L'assessore Michalizzi è salito su una gondola bianca assieme ai rappresentanti del Comitato Mura e agli amici del Piovego per lanciare un appello al governo contro un taglio di fondi che nel complesso farebbe perdere a Padova 18 milioni di euro. Per quello che riguarda le mura, il progetto di restauro e valorizzazione tocca anche altre aree come i sotterranei del Bastione Buovo. Noi abbiamo fatto negli scorsi anni delle sperimentazioni del museo multimediale delle mura, ovvero di allestire in pratica questo luogo con delle videoproiezioni che raccontavano la storia della costruzione delle mura e tutte le vicende di questo settore della città. Questo è un progetto che vogliamo portare avanti, che porteremo comunque avanti con il supporto dell'amministrazione, ma è chiaro che se verrà a mancare il restauro di tutto il tratto lungo il Piovego, che era quello oggetto degli interventi con il bando periferie, la cosa perde molto del suo valore, insomma. Rimaniamo a Padova perché oggi c'è stato l'ultimo saluto al maestro Claudio Scimone. Sentiamo. Più di 1000 padovani hanno voluto dare l'ultimo saluto al maestro Claudio Scimone, scomparso pochi giorni fa, nella notte tra il 5 e il 6 settembre. I solisti veneti, la sua orchestra, quella che ha fondato e diretto per più di 60 anni. Molte anche le autorità che hanno voluto omaggiare il maestro, presente anche il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, insieme alle massime cariche istituzionali cittadine, stretti al dolore della moglie Clementine. I suoi solisti veneti l'hanno accompagnato con musiche di Grieg, Massenet, Bach e Albinoni. Non ci sono stati applausi, come richiesto dallo stesso Scimone. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Bene, siamo tornati nuovamente in studio, siamo nel Vicentino. Ignoti nella notte rubano il tricolore dal pennone della piazza di Rossano Veneto e lo sostituiscono con la bandiera del Veneto. La rabbia del sindaco, ma la gente si divide.
Nottetempo ignoti a Rossano hanno sostituito il tricolore che sventolava sul monumento degli Alpini con una bandiera del Veneto. Il fatto ha suscitato la reazione rabbiosa del sindaco Morena Martini. Il gesto di ieri sera è da condannare al 100%. Non ci sto con chi dice che è stata una bravata. Una bravata è andare e togliere così una bandiera che è a portata di mano. Mentre la nostra bandiera italiana era ben issata sull'alto del nostro pennone in Piazza Europa davanti al monumento degli Alpini. Chi l'ha fatto deve essere punito. Niente contro la bandiera del Veneto, sostiene il primo cittadino, ma quello è un simbolo in onore e ricordo di chi ha perso la vita per la patria. Io non ho nulla contro le bandiere del Veneto, una campeggia in tutte le nostre istituzioni, in comune, nelle scuole ci sono le 3 bandiere, l'italiana, l'europea e la bandiera del nostro Veneto. Sostituire la bandiera italiana con quella del Veneto ha un termine soltanto per essere iscritte, cioè vilipendio alla bandiera. Nelle prossime ore sarà formalizzata la denuncia e saranno visionati i filmati delle telecamere della zona. Piazza Europa è videosorvegliata, abbiamo già dato mandato alla polizia locale di individuare i colpevoli e useremo il pugno di ferro per impedire ulteriormente queste vigliaccate. Dunque via il tricolore dal pennone, noi abbiamo sentito la gente che è divisa, sentiamo. È un fatto grave, secondo me il tricolore deve sempre restare, diciamo così, in alto. Fa discutere la scelta di rimuovere il tricolore dal pennone, un gesto che i più condannano ma che qualcuno prova ad incasellare alla voce in sofferenza. Benissimo, fatto bene, sono contento. Fanno bene secondo lei? Sì, viva il Veneto. Siamo insofferenti, non ne possiamo più. No, non va bene. Non si tocca la bandiera tricolore? No. Io non condanno nessuno perché ognuno ha la sua idea, forse magari sia un po' un gesto eclatante, sicuramente non l'avrei fatto. Io sono un po' per, insomma, il vivi lascia vivere, cioè se questo ha questa sua idea, per carità, insomma, l'accettiamo. La maggior parte però taglia corto e prende le distanze dalla scelta di togliere il vessillo dal pennone. Toglierla no, dovevano lasciarla, assolutamente. Non saprei cosa dirle, sarà un imbecille. È molto importante la bandiera italiana. Ci mancherebbe, non ci sono problemi. Tutte le nazioni devono portare alto la propria bandiera, ci mancherebbe. Altrimenti parliamo per niente. Togliere una bandiera dal pennone è un brutto gesto, secondo lei? Non deve fare assolutamente, mai. Il progetto Nemo a Jesolo si arricchisce di un nuovo tassello dopo la spiaggia attrezzata per le persone diversamente abili. Questa mattina è stato inaugurato il primo bar all'interno dell'ospedale dove lavorerà personale disabile. Eccolo il momento più emozionante. Roberto e Fabrizio, 31 e 54 anni, gestiranno insieme il primo bar all'interno dell'ospedale di Jesolo. Si arricchisce così di un nuovo tassello del progetto che ha visto nel 2013 l'inaugurazione della spiaggia di Nemo, completamente attrezzata per le persone diversamente abili. Questa spiaggia è diventata la spiaggia più inclusiva e una delle più belle spiagge della nostra costa italiana. Complimenti veramente anche ai gestori e da oggi si inizia un altro percorso che è quello dell'apertura del primo bar di questo ospedale, dell'ospedale di Jesolo, e in questo bar lavoreranno 2 persone diversamente abili e quindi ecco che l'integrazione tra turismo, sociale, sanità, territorio si sta veramente realizzando con questo sogno che sta diventando sempre più realtà. Un progetto importante di inclusione, turismo accessibile e integrazione, ha spiegato l'assessore regionale Emanuela Lanzarin, presente alla cerimonia. Un tassello in più rispetto a già le tante cose che sono state fatte rispetto all'accessibilità, l'inclusione, l'integrazione, il turismo accessibile. La spiaggia di Nemo la conosciamo, gli sviluppi che ci sono stati lungo tutto il litorale da 2 anni a questa parte, gli investimenti, con anche questo punto di ristoro all'interno dell'ospedale che diventa un momento quindi per socializzare, un momento anche relazionale, però con l'ausilio appunto dell'inserimento lavorativo di 2 ragazzi disabili vuol dire anche interpretare bene quelli che sono i percorsi di autonomia, di vita indipendente, di integrazione vera e propria. Il bar è un'ottima idea, dice il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che parla anche della spiaggia attrezzata importante che dà la possibilità a tutti di poter raggiungere il mare.
Bellissima l'idea di rendere questo bar non solo accessibile ai disabili, ma che all'interno ci siano anche 2 persone che hanno dei problemi, che saranno assunti come dipendenti, che quindi potranno essere occupati e essere considerati persone normali. Ma questo, come detto, è solo un tassello perché il progetto è in continua evoluzione. Questo progetto continuerà, il prossimo anno vorremmo appunto spostare il progetto del turismo sociale inclusivo sull'inserimento lavorativo di tanti ragazzi che ci sono nei nostri CEOD, nei nostri centri, ragazzi che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di inserirsi nel mondo del lavoro. Il turismo porta tanto lavoro ed è giusto che gli imprenditori del nostro litorale assumano questi ragazzi con il nostro aiuto di aziende sanitarie, con i nostri educatori, con i nostri servizi di inserimento lavorativo, ma che li assumano e gli diano questa possibilità di integrarsi nel mondo del lavoro. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del sole sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino, infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque sulla nostra regione e il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso, salvo per isolati acquazzoni sui monti al pomeriggio. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 25 e 29 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, tuttavia non si escludono degli occasionali temporali, specie al pomeriggio, sui settori alpini. Altrove invece il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 29 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, sarà bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo per qualche piovasco pomeridiano che sarà possibile sulle estreme Alpi di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 28 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.